per TV abbiamo. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza e un saluto particolare alle autorità, abbiamo i presidenti dei due circoli. Due parole sul comitato. Noi siamo il braccio operativo del Porto Velico Veneziano della Compagnia della Vela, espressamente formato per gestire la regata Trofeo Marco Rizzotti, di cui poi potrete avere copia anche della storia e della sua evoluzione. Io adesso lascio la parola al presidente del circolo che ci ospita per il suo intervento, e poi al presidente della Compagnia della Vela Campanella, poi riprenderò io e vi illustrerò una parte organizzativa della regata, e poi anche ci sarà Antonio Villani per la parte tecnica e Bruno Rizzotti che ci darà ci farà il quadro delle squadre partecipanti. Grazie. Allora, benvenuti alla sede del nostro circolo velico di Porto Velico. Vi diamo il benvenuto. Siamo come sempre orgogliosi di insieme alla Compagnia della Vela di mantenere e continuare questa tradizione, ormai 31esima edizione del Trofeo Marco Rizzotti, un evento che nella sua formula ormai è abbastanza chiaro, ha una sua collocazione nel panorama mondiale, come vi verrà poi ben spiegato, e questo ci fa particolarmente onore anche per portare questa nostra città comunque in questi, non solo per le sue così note caratteristiche turistiche e quant'altro, ma insomma anche legata alle tradizioni, legate al nostro sport, alla nostra realtà marinara, riportarla, mantenerla evidente all'attenzione pubblica. Ringrazio in anticipo il grosso lavoro fatto come sempre dal comitato organizzatore, è un lavoro che è durato tutto l'anno per contattare le squadre. Ci sono stati anche degli avvicendamenti all'interno del comitato, ma questo è un segno che appunto la maturità anche degli organizzatori consente di adeguarsi anche a questi cambiamenti. Quindi un ringraziamento per quello che è stato fatto e per quello che ci sarà nei 3 giorni di regata, che c'è un'organizzazione in mare e a terra sempre molto complessa. C'è decine, gli atleti raggiungono numeri tra atleti presenti e allenatori, la presenza arrivano a superare le 200 unità, poi con gli allenatori, anche i volontari, è sempre una grossa presenza. Quindi ringrazio fin da ora il lavoro che da tutti verrà fatto. Invito tutti voi, se avete occasione, a prendere parte, anche c'è la possibilità di assistere in mare a una parte delle regate, e anche di partecipare agli eventi sia iniziali che conclusivi con le premiazioni. È una grande festa, una presenza di giovani di tutto il mondo veramente che dà gioia, consente anche un momento di soddisfazione non solo sportiva, ma anche di fraternità e di concordia tra i popoli, tra le persone. Questo mi sento di dire. Ringrazio tutti i presenti, le autorità, e do la parola al mio collega presidente della compagnia. Grazie Michele, grazie. Intanto un forte saluto della Compagnia della Vela. Anche noi siamo molto orgogliosi di essere qui oggi, perché sostanzialmente si dimostra quello che è la storia un po' di questo trofeo e di questo campionato, di questa regata, nel senso che qui il valore è stato proprio quello della durata e della perpetuazione dell'attività. Una perpetuazione in primo luogo di collaborazione tra circoli, e questo è sicuramente un valore importante. E poi anche una perpetuazione di energie e di risorse, nel senso che
come normalmente avviene per le grandi manifestazioni, ogni 10 anni ci si ferma e si riflette. E ogni 10 anni, adesso siamo alla terza decade più uno, sono ritrovate le forze, le energie, con innesti di persone che hanno voglia di partecipare a questa grande manifestazione, che danno le loro energie perché la riuscita avvenga al meglio. Ecco, questo è un grande valore. E poi sicuramente la formula. Noi ci teniamo molto perché qui ci sono due diciamo, principi, due valori che vengono diffusi. Non solamente quella ovviamente dello sport e della lealtà, i tipici valori diciamo, che diffondiamo attraverso la passione per questo sport e il coinvolgimento di questi ragazzini, di questi bambini. C'è l'altro aspetto che riguarda proprio la regata a squadre, cioè il fatto che la squadra poi è un elemento che caratterizza il successo della competizione. Quindi ecco, questi due aspetti sicuramente sono due aspetti importanti di questa manifestazione, e quindi l'augurio migliore è quello che appunto prosegua sempre con grande energia, con grandi volontà di persone che dedicano la loro forza e il loro tempo a queste bellissime attività. Grazie. Grazie Presidente. Ecco, prima di darvi una carrellata su quella che è la regata, desidero però ringraziare una persona per il suo decennale lavoro, che è Corrado Scrascia, che ha avuto questa posizione non solo come general manager, ma anche come storia, perché ha creato un tale automatismo nel fare tutte le cose che si devono fare, per cui diciamo che si va veramente avanti molto facilmente, quindi grazie Corrado. Allora, come diceva il Presidente Campaner, è una regata a squadre, quindi che vede l'internazionalità come suo primo obiettivo, nel senso che l'Italia è sì rappresentata, ma è molto ben rappresentato anche la parte estera. Abbiamo due squadre americane che hanno vinto le loro selezioni proprio nel mese di gennaio, quindi il primo e il secondo classificato, una squadra del Brasile, è la prima volta che partecipa una squadra del Sud America, a parte l'Argentina mi pare qualche anno fa, e poi abbiamo la squadra della federazione russa, la nazionale olandese, la Serbia rappresentata da un club molto importante, il Principato di Monaco con la sua squadra, la Gran Bretagna con un club anche questo estremamente importante, poi due squadre nazionali slovene, entrambe selezioni, e la Francia con un club, Marseillan, e quindi poi abbiamo la 12ª zona che è il Veneto, l'Emilia Romagna, l'11ª zona, la prima zona che è la Liguria, e poi avremo anche la 7ª zona della Sicilia rappresentata dal NIC di Catania. Qualche numero: 80 velisti tra i 10 e i 15 anni, 64 barche in acqua, che 4 e 4, le squadre sono formate da 4 barche e quindi da 4 velisti, e il loro coach che li seguirà si dovranno sfidare con lo spirito che ha illustrato prima il Presidente Campaner. Quindi vedremo poi i profili delle squadre, abbiamo veramente il meglio che ogni nazione ha potuto selezionare, e quindi ogni squadra ha un leader, e il leader che normalmente è quello che consegue i risultati migliori. Però nella regata a squadre c'è una cosa estremamente importante, che questo leader deve cercare di mitigare forse la sua grande abilità per portare avanti tutta la squadra contemporaneamente, quindi sarà il trascinatore e anche forse il coordinatore insieme al coach che li guiderà. Quindi questa è la cosa appassionante. Ci saranno poi, lo spiegherà Dodi Villani fra poco, uno svolgimento veramente appassionante. Oltre a questo noi godiamo di un'ospitalità che ci permette di fare di questa, come è stato in passato, di questo evento, una cosa estremamente bella anche dal punto di vista dei partecipanti. Il Camping Marina di Venezia non solo ci mette a disposizione a condizioni estremamente favorevoli, e quindi ci dà la possibilità di ospitare, perché è tutto a carico dell'organizzazione, ospitare tutte le squadre, ma ha una struttura tale per cui
ci dà dei camping, dei bungalow, scusate, tutti vicini. Si ricrea di fatto un mini villaggio olimpico, dove i ragazzi non solo hanno la possibilità di riposare, stare tranquilli, ma anche di familiarizzare tra loro e sfruttando tutte quelle che sono le facilities del camping, che sono cominciare dalle piscine, accederne più volentieri, purtroppo non che sarà il tempo. Quindi si finirà poi con una cerimonia estremamente bella, e tra l'altro il sabato sera saremo ospiti e accolti dalla Municipalità di Venezia con il Presidente del Consiglio Comunale, che accoglierà di fronte a Palazzo Ducale le squadre con un benvenuto e un piccolo omaggio della Municipalità. Credo che non ci sia molto altro da dire su questo, se non che il tutto, come ha sottolineato il Presidente prima, siamo 8 del comitato, 2 persone che sono Corrado Scrascia e Pier Bruno Rizzotti, che ci supporta con la sua grande competenza tecnica, e avremo una ventina di volontari, sono soci, e lo fanno veramente in maniera appassionata e con molta volontà. Io adesso cederei la parola a Dodi Villani perché illustrerà un po' come la regata si svilupperà. Mi aggancio subito a quello che stava dicendo Elio, che parlava di questo team, di questa forza del primo che deve coordinare, che è ancora più sottolineato dal fatto che nel punteggio, se arrivano a pari merito, non vince chi ha fatto il primo, ma vince chi ha tenuto la squadra più unita. Questa è proprio la formula che indica il fatto che il team deve essere coordinato, il team deve essere seguito e aiutato per raggiungere un risultato importante. Vi ricordo ancora che quest'anno, per il primo anno, aggiungeremo un trofeo, perché ricordiamo, io sono una vita che faccio i PRO, ultimamente mi pare di avere dal 2005 la cartella sul computer, che precedentemente a me c'era Giorgio Lauro che è stato nostro mentore in svariate cose, e abbiamo deciso quest'anno, nel quale ricorre il 10° della sua scomparsa, di fare un premio che verrà intitolato al ragazzo più giovane che parteciperà, che probabilmente chissà da dove verrà, ma forse abbiamo qualche idea già, deve venire da lontano da quello che ci dicono. Il formato della regata è un formato che abbiamo raggiunto dopo svariati passaggi, che è un'evoluzione nel tempo ma anche un'evoluzione poi nel regolamento. È un formato cosiddetto alla greca, cioè praticamente c'è una bolina, lasco, poppa, lasco di nuovo e bolina per arrivo. Il gioco che rende molto più interessante questo percorso rispetto al precedente è l'inversione del passaggio delle boe, per cui le prime 2 si passano a dritta e le 2 seconde invece si lasciano a sinistra, e si invertono un po' tutti i meccanismi regolamentari per il passaggio delle boe, per cui è motivo di studio da parte dei ragazzi, che devono poi anche riuscire a sfruttare queste cose per riuscire a sopravanzare gli avversari. Abbiamo scelto, anche qui siamo arrivati per gradi, al formato della regata come un round robin completo. Round robin completo vuol dire che tutti si scontrano, si spera, se riusciamo a finirlo completamente, contro tutti. Lo scorso anno avevamo, in occasione del 30°, ci eravamo nell'entusiasmo allargati un po' troppo. 23 squadre. Per cui il tempo poi non ci ha aiutato, per cui siamo riusciti ad arrivare a quasi il 50% del formato. Quest'anno abbiamo 120 regate da fare, regatine, sono regate che durano 7-8 minuti, le abbiamo anche diminuite nel tempo, perché in effetti una volta che si sono fatti i primi 3 lati, l'assetto principale degli arrivi è già determinato.
anche se, proprio come si diceva prima, il primo di solito si ferma e attende per aiutare i suoi compagni che sono dietro, per cui anche questo spirito, ripeto, che sta insegnando il team racing è quello che è un po' vincente anche nella vita, un po' in tutto. Direi ancora che il team racing sta risvegliando, tanto quanto il match racing ha perso un po' di interesse nel panorama internazionale e nazionale soprattutto, il team racing in Italia sta aumentando di interesse. Difatti ci è stato chiesto da più di qualche squadra che non aveva mai partecipato di partecipare all'evento, ma abbiamo ritenuto tutti d'accordo poi alla fine di privilegiare, come diceva Elio e come dicevano i presidenti, l'aspetto internazionale, per cui avremo 4 squadre italiane o 5-4 e le altre 10-11 sono estere, per cui è importante mantenere questo tipo di intenzionalità che è nato con Rizzotti, è sempre stato il suo, diciamo, il suo obiettivo che però è anche coniugato col fatto che noi vogliamo diffondere fra i giovani il team racing, e il team racing lo diffondiamo invitando le squadre italiane. Poco altro ho da dire, se non che per me, ripeto, che ho fatto da posaboe fino a poi a gestire la regata, è una grande soddisfazione vedere questi ragazzi di 10, 11, 12 anni che con competizione agonistica, con uno spirito agonistico fortissimo, si impegnano in mare, poi arrivano a terra e si uniscono, non è che siano squadre diciamo disunite, ne approfittano per scambiarsi le magliette dei club, eccetera. Vediamo delle cose che sono veramente, ci premiano e ci spingono a continuare in questa attività che grazie ai circoli, perché purtroppo sono per fortuna sono i circoli che supportano e vogliono portare avanti. Grazie. Aggiungo due parole all'aspetto tecnico che da sempre e in particolare quest'anno la regata si avvale di ben 17 umpires, cioè arbitri, che arbitreranno la regata, più 8 del comitato di regata. La squadra degli umpires è guidata da Piero Occhetto, mentre il comitato di regata dipende da Dodi Villani. Se posso, scusami, sì, prego. Mi hai giustamente ripreso, perché era una delle cose che avevo scritta in alto, poi non l'ho detta. Vai. Una delle cose a cui teniamo moltissimo è l'aspetto tecnico, diciamo, della regata, della gestione della regata da parte degli arbitri, che deve essere ineccepibile, per cui noi abbiamo 6 arbitri internazionali che credo sia di una difficoltà immensa trovare, e poi magari credo aggiungerà qualcosa, e 5 giudici internazionali, per cui abbiamo un livello di arbitraggio che è al top in assoluto al mondo. Sì, diciamo che l'aspetto tecnico non viene mai molto valorizzato, invece diventa estremamente importante sia per la qualità dei piccoli velisti, l'età va dai 10 ai 15 anni, che deve essere accompagnata da una altrettanto alto livello tecnico da parte dei coaches, ma soprattutto anche di chi poi deve governare la regata, perché se sbagliano gli umpires nel giudicare viene tutto un po' falsato. Quindi l'altissimo livello tecnico di sia dei partecipanti e di chi poi li giudica è veramente notevole, e per questo siamo orgogliosi, e per questo bisogna, dato l'aspetto della regata che non è a iscrizione ma è ad invito, il lavoro di selezione per poter avere le squadre migliori in quel momento disponibili, perché faccio una piccola parentesi, di competizioni domani, dopodomani, la settimana prima, la settimana dopo, ce ne sono tantissime ormai, anche di regata a squadre, che sta veramente diventando molto molto ambita.
Quindi è un lavoro che si comincia a fare, finisce la regata il 21, non dico il 22, già ne cominciamo già a fare questo tipo di attività, ma quantomeno a settembre-ottobre si deve iniziare per preparare quella dell'anno successivo. Quindi è un lavoro di preparazione, direi, abbastanza notevole. Ora passerei... Sì. Mi dicono che bisogna anche fare un riferimento ai premi. Sì, allora, noi abbiamo nel bando di regata inviato a tutte le squadre, ovviamente, scusate che ma li abbiamo anche sul libertino, eccoli qua. Allora, noi abbiamo innanzitutto, c'è una cosa storica: il trofeo Marco Rizzotti viaggia, nel senso che chi lo conquista se lo porta, ma non se lo tiene. In effetti è finito a Lakewood l'anno scorso, squadra americana, e la squadra di Fort Lauderdale, Lauderdale Yacht Club, lo sta ritirando in una competizione che fanno proprio questa settimana e lo riporterà. E così succede di anno in anno. Ogni tanto gli diamo una lustrata, l'ultima volta l'ha fatto Corrado, e quindi questo è una cosa importante, un trofeo che viene conservato e messo in mostra con grande orgoglio. Vedete lì a ragazzi questi. Poi avremo 2 targhe Panathlon che saranno dedicate alle 2 squadre che hanno dimostrato maggior fair play, cioè diciamo anche educazione se vogliamo, ma soprattutto fair play, anche un rapporto sportivo marcato, che è forse la cosa più importante da valutare. E queste 2 squadre godranno appunto di questo tipo di premiazione. Fair play in acqua sia in acqua, mi corregge giustamente il Presidente, sia durante le regate, ma anche durante il momento di riposo e di socializzazione a terra. Quindi questi sono i premi appunto che verranno distribuiti. Adesso ci farà un rapido profilo e dirà quello che ritiene di... È stato un lavoro molto importante quello di recuperare queste informazioni, Bruno? Sì, appunto mi collego con quello che diceva General Manager Elio, che attualmente è talmente diffuso la regata a squadre in giro per il mondo che è anche difficile riuscire ad acquisire le squadre, perché i calendari, oltre che di flotta ma anche di regate a squadre, cominciano a essere stracolmi, per cui nel mese di maggio, dove noi abbiamo collocato da sempre, ancora 20 anni fa, la nostra regata, perché era il periodo in cui siamo a 2 mesi più o meno dai campionati del mondo, era probabile che venissero delle buone squadre, tant'è vero che ci siamo riusciti. Noi usciamo da un'annata dove abbiamo avuto, nel 2016, abbiamo avuto presenti a Rizzotti nel mese di giugno, i primi di giugno, quelli che a fine luglio avrebbero vinto il campionato mondiale di flotta e di squadre, perché ha vinto a squadre gli Stati Uniti con Roger Zane, che era qui a Rizzotti, il leader della squadra americana, e la regata di flotta è stata vinta dallo svizzero Henenberg, che era qui a Rizzotti con la squadra svizzera, la squadra numero 1, per cui veramente l'altro anno è stato fatto un bel colpo. Quest'anno diciamo che dal mio punto di vista, perché spetta a me un po' di epilogare la situazione dei valori in campo, sarà una lotta molto interessante, soprattutto tra la formazione italiana messa in campo da Marcello Meringolo, che ha veramente messo giù il meglio, a mio modo di vedere, di quello che è la situazione perlomeno europea, e lo scontro sarà prevalentemente con le squadre statunitensi, in particolar modo il Lauderdale, che ha già vinto 3 trofei Rizzotti e che ha attualmente le maggiori chance dal punto di vista atletico di vincere. La squadra di New York, adesso c'è anche questo, che per esempio non abbiamo ancora i nominativi della Slovenia, c'è la tendenza a non dare in pasto alla stampa i nominativi di ragazzi per le strategie, perché
noi per esempio di New York abbiamo dei nominativi, non abbiamo ancora dei profili, per cui è anche probabile che cambino, perché è un gioco, una strategia anche quella, mi tengo fino all'ultimo il segreto e poi vi presento chi sarà la mia squadra, perché il Rizzotti è arrivato a questi livelli, a livelli veramente stratosferici. Poi vedo anche molto ben messa la nostra squadretta, su cui vale la pena dedicare due parole, la nostra squadra della zona, che è un misto tra Compagnia della Vela di Porto Velico e AVL, e in campo ci sono dei ragazzi che, a giudizio dell'allenatore, che è Marco Scalabrin, hanno rapidamente trovato un insieme dove ognuno ha il suo compito e ha avuto delle soddisfazioni notevoli, perché Marco segue esattamente l'allenamento della parte a squadre, e dice che attualmente sia i due rappresentanti del Diporto, Lorenzo Simone e la Alice Lenarda, come pure la Ines Piazza, hanno la grinta per essere inserite in un contesto di legate a squadre. Poi c'è Giacomo Gardi della VL e Matteo Pecoraro, che hanno anche loro tutta una serie di successi alle spalle, che costituisce una squadretta su cui ne vedremo delle belle, conclude Marco Scalabrin. Per cui diciamo che il panorama è più o meno questo, altrettanto abbiamo poche idee su cosa sarà la Russia, perché pur avendo messo giù i nominativi, però mi dà l'impressione che probabilmente li cambieranno, perché sono nominativi di ragazzi troppo giovani, e considerato che San Pietroburgo, la squadra russa ha dei valori maggiori da mettere in campo, per cui non mi sorprenderebbe che ci fossero dei cambiamenti, sempre per il motivo che vi dicevo prima. La Gran Bretagna presenta una squadra tutta nuova. Per noi è stato diciamo successo avere una squadra dall'Inghilterra, che è sempre molto difficile, perché gli inglesi hanno sempre quel che sì, le regate mediterranee le vedo con un occhio particolare, non è che vengono tanto invece abbiamo avuto, addirittura all'inizio sembrava che venisse anche la nazionale inglese, invece poi per un malanno accaduto al timoniere praticamente hanno dovuto rinunciare alla presenza. Quindi quest'anno il gioco secondo me appunto va tra la Florida, la Slovenia e l'Italia, e noi come organizzazione siamo a posto. La compagine arbitrale, come diceva Dodi, è di assoluto livello. Abbiamo un famosissimo giudice internazionale russo, Oleg Ilin, che è un personaggio mitico nell'umpire internazionali. Ilker Bayindir è un turco che è dentro nel consiglio dell'associazione classe internazionale. C'è il nostro Beppe Lallai, che è un giudice che sta crescendo molto bene, è giudice internazionale e umpire nazionale, ma Piero Chetto l'ha inserito in quanto è una persona che di spicco, insomma. Per cui ci sono tutte le premesse perché si presenti uno spettacolo bello. Purtroppo c'è il discorso che è difficile vederlo, per cui adesso vedremo se riusciremo a mettere in acqua qualche barca per gli spettatori, perché la parte che a me sempre in tutti questi anni dispiace, che tutto questo spettacolo stupendo, che vi dico, vedere una regata a squadre in acqua è una cosa unica, si riesce difficilmente a farlo vedere, per cui speriamo che quest'anno magari con qualche barca in più per gli spettatori si riesca a questo obiettivo, insomma. Anche una volta che abbiamo avuto l'elicottero, sì, che però sì, ha ribaltato tutte le vele. Tutte le vele, sì, è meglio che questo sia è meglio di no, allora. Per fare meglio, Questo è meglio di no. Questo è meglio quindi di sarà un bel Rizzotti anche quest'anno. Sì, infatti, grazie Bruno. Abbiamo già 15 o 16 persone che seguono le squadre, quindi come ospiti, la maggior parte genitori oppure accompagnatori proprio.
non abbiamo detto una cosa, che la regata sarà praticamente davanti alla spiaggia del camping Marina di Venezia, con una discesa a mare in un corridoio specifico, per cui avranno tutte le barche parcheggiate, tra virgolette, sull'arenile, e le lasceranno sui carrelli, entrano con i carrelli in api i ragazzi, fanno tutto da soli, li riportano a terra e poi si allontanano. Quindi se c'è un po' di mare avranno anche la difficoltà di dover affrontare l'onda di risacca che potrebbe in qualche modo infastidirli. In chiusura io ringrazio le autorità presenti, ringrazio la stampa, soprattutto anche ricordo il contributo che ci viene in vari modi da amici che da sempre seguono e supportano il Trofeo Rizzotti, come appunto il camping, la Vetreria Ragazzi, la Lì Laguna che ci metterà a disposizione dei servizi, le Generali ci ha dato un piccolo contributo, la PV Investimenti, che è la parte che ben conosce il nostro presidente dell'apporto dell'ente portuale, e abbiamo altri come la Pellegrini che ci fornisce delle strutture, ci forniscono, e altri. Insomma, godiamo del patrocinio della Regione Veneto, della Marina Militare, del CONI, Città Metropolitana, dell'autorità appunto del sistema portuale dell'Adriatico settentrionale, la Panatrum e il comune del Cavallino e Treporti. Quindi grazie di essere intervenuti e di averci pazientemente ascoltato. Grazie a tutti. Sono domande? Puoi ripetere i nomi dei ragazzi della 12ª zona, per favore? Sì. L'altro quello della VL, Giacomo. Sì. Allora, abbiamo a VL c'è Giacomo Gardi, Perché è l'unico che non mi... come nome non... poi c'è Matteo Pecoraro della Compagnia della Vela, Ines Piazza della AVL, Lorenzo Simone del Diporto Velico e Alice Leonarda del Diporto Velico. Perfetto, grazie. Poi volevo dire un'altra cosa. Il premio, quello che veniva dato alla prima squadra straniera, e neanche... non c'è più. No, abbiamo tolto perché si sovrapponeva di fatto, rischiava che la stessa squadra vincesse due premi, quello del primo classificato e quello del... Quindi anche la Coppa Italia è sparita? Sparite, sì. Ok, quindi rimane su... Giocano un unico premio, sarà ancora più... Diciamo che il premio deve essere il primo, Certo. Bisogna vincere la No, era regata. perché appunto siccome so che di solito c'erano anche quelle due. No, ma c'era una forte componente italiana prima. Sì, Adesso non rispetto all'internazionale serve un doppione. Comunque, ho spiegato prima, volevo anche ringraziare la FIV per la sua presenza e la Guardia di Finanza, e invitarvi tutti in terrazza per un rinfresco. Quindi, ok. Bene, grazie.